Continuano le prese di posizioni sul pennello a mare e il dissalatore di Porto Empedocle. Nostra intervista a Claudio Lombardo di Mariamico. Interrogazione parlamentare dell'onorevole Catanzaro, la replica di Siciliacque. Le riflessioni sui danni provocati dal maltempo di Legambiente Agrigento, interrogazione dell'onorevole del PD Iacono. Il comune di Palma di Montechialo delibera lo stato di emergenza sui danni provocati dal ciclone. Giunta straordinaria del presidente Schifani. A Raffadali cade il cornicione di un'abitazione, continua lo sciame sismico nel Messinese. La giunta Schifani revoca la nomina di Mangiacavallo al polo universitario di Agrigento. Perino torna alla guida del consorzio, suo vice Raffaele Sanso. I consigli di Assotente sullo SPID a pagamento si può sostituire gratuitamente con la CIE, carta d'identità elettronica. Al via dal 29 marzo prossimo la vendita dei biglietti per il nuovo collegamento aereo con l'aeroporto di Pisa in partenza da Comiso. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 22 gennaio, giovedì. Sul pennello a mare a Porto Empedocle, che dovrebbe scaricare la salamoia, è intervenuto in questi giorni il comitato Mare Nostrum, ribadendo non è colpa del tempo cattivo in questi giorni, ma dei lavori fatti male. Il tubo era già sganciato dal fondo giorni prima e nessuno l'ha messo in sicurezza. Su ciò abbiamo ascoltato il responsabile di Mariamico, Claudio Lombardo. Claudio Lombardo, responsabile di Mariamico. Ecco, parliamo ora del pennello per lo sversamento a mare della salamoia che sta creando tanti problemi. Questo è l'ultimo misfatto di un'opera sbagliata. Mariamico da sempre è favorevole ai dissalatori, ma vanno fatti nei posti giusti, ovviamente. Il posto giusto era l'area industriale e non certamente la spiaggia di Marinella, che l'hanno deturpata in maniera definitiva con questa installazione dentro l'area dell'Enel. Noi abbiamo visto il progetto in maniera preliminare, abbiamo fatto subito delle osservazioni, Mariamico e Legambiente. Abbiamo detto non è possibile buttare questa salamoia in spiaggia. E a quel punto ci hanno dato ragione e hanno costruito un lungo pennello di 800 metri o qualcosa del genere, che è dal costo di 2 milioni di euro. Cosa è accaduto? Che quando le opere si fanno male succede anche questo, viene una mareggiata e il pennello viene sballottato dalle onde, e questa mattina lo abbiamo ritrovato dentro il porto di Porto Empedocle, come si vede dalle immagini. Probabilmente è stato tagliato e messo in sicurezza dentro il porto di Porto Empedocle, e quindi bisogna ripristinare. Sono stati buttati dei soldi in maniera incredibile, un progetto di 5 milioni di euro è diventato 30 milioni di euro, e con un'acqua con un costo elevatissimo, invece di intervenire sulla causa principale della carenza idrica, che è rattoppare o cambiare le nostre condotte. Non è possibile perdere più del 50%, quasi il 60% di acque attraverso le condotte. Basterebbe questo, ripristinare le nostre condotte per non avere più problemi idrici. Il posto è anche sbagliato, Mare Nostrum ha più volte affermato che era più opportuno farlo nella zona dove c'era prima il dissalatore. Ma certamente, ma noi facciamo parte di questo comitato di cittadini Mare Nostrum, abbiamo protestato quando è venuto il Presidente della Regione, abbiamo protestato e ci sono le immagini da sempre, ci siamo opposti da sempre, non tanto per la bontà dell'idea del dissalatore, anche se a costi enormi, ma sul luogo non può essere danneggiata una spiaggia che è tra le più belle, forse la più bella di Porto Empedocle, dove nidificano, e lo hanno fatto quest'anno, le tartarughe caretta caretta, invece di andare a mettere un impianto industriale nella zona industriale dove era stato costruito precedentemente. Questa è una cosa che non capiremo mai. Un giorno scopriremo quali interessi occulti c'erano nel fare questo nuovo dissalatore che non sta funzionando.
E un'interrogazione parlamentare è stata presentata dall'onorevole Catanzaro sul pennello di scarico in mare, il pennello che serve a scaricare in mare la salamoia proveniente dal dissalatore di Porto Empedocle si è sganciato dal fondale tanto da fluttuare liberamente per circa 800 metri a pelo d'acqua, provocando pericoli per le imbarcazioni e potenziali rischi per l'ambiente e la salute. Chiediamo, continua Catanzaro, un intervento urgente per ripristinare l'ancoraggio del pennello al fondale marino. Chiediamo inoltre di verificare come mai, nonostante l'allerta meteo dovuta al ciclone Harry, non sia stato fatto alcun intervento in precedenza, dal momento che il distacco del pennello è stato segnalato da alcuni giorni. Nell'interrogazione parlamentare di Catanzaro si chiedono inoltre chiarimenti sulla realizzazione dell'impianto da parte di Siciliacque, società partecipata e controllata dalla Regione. In particolare, continua Catanzaro, si chiede di verificare le procedure di affidamento dei lavori, gli importi complessivamente corrisposti agli operatori economici, la verifica sulle modalità con le quali questi sono stati erogati e se siano stati effettuati i necessari controlli e collaudo durante le fasi di realizzazione e messa in attività dell'impianto di dissalazione. E intanto arriva la comunicazione di Siciliacque sul pennello a mare a Porto Empedocle che comunica: a seguito delle intense mareggiate registrate nelle ultime settimane e del passaggio del ciclone Harry, l'ultimo tratto del prolungamento della condotta a scarico a mare del dissalatore non è ancora in esercizio, si è sganciato dagli ancoraggi sul fondale. La ditta esecutrice, continua nel suo comunicato Siciliacque, è stata immediatamente allertata, tuttavia le attuali condizioni meteomarine non consentono di effettuare in sicurezza le operazioni di recupero della situazione. È stata tempestivamente informata la Capitaneria di Porto. E sui danni del ciclone Harry interviene oggi il circolo di Legambiente Rabat di Agrigento attraverso il suo rappresentante Daniele Gucciardo. Il servizio. Il circolo Rabat di Legambiente Agrigento interviene tramite il presidente Daniele Gucciardo sui danni del maltempo, affermando: il viale delle dune sta crollando, le mareggiate colpiscono con forza crescente, il ciclone Harry non è più un caso isolato, questi eventi ci ricordano che il cambiamento climatico è una realtà con cui dobbiamo convivere, è tempo di agire con resilienza, dobbiamo adattarci e proteggere il nostro territorio, non solo reagire alle emergenze. Non possiamo pensare di difenderci riprendendo a costruire barriere rigide come frangiflutti di massi. Queste strutture non risolvono il problema, le onde si infrangono con violenza e l'energia si concentra aggravando l'erosione. Serve una nuova strategia, nuova e naturale. Dobbiamo ripristinare spiagge ampie, prive di costruzioni, dove le onde possono disperdere la loro forza, la sabbia trasportata dalle correnti possa essere così depositata. Così anche durante eventi estremi come Harry l'impatto sulle zone interne si riduce. Le infrastrutture costiere, riempimenti asili, porto, lungomare, solarium, piazzali, strade e piste ciclabili non si adattano alla dinamica del mare, sono esse stesse causa dell'erosione che le danneggia, mettendo a rischio la costa. Non possiamo pensare, afferma Legambiente Agrigento, di essere più forti della natura. Occorre invece fare un passo indietro, progettare con intelligenza, cercare fondi per mettere in sicurezza e riparare la nostra costa. Occorre eliminare asfalto e piste ciclabili dal viale delle dune, procedere alla rinaturalizzazione del cordone dunale con interventi mirati e coordinati come la rimozione delle strutture artificiali che impediscono il libero movimento della sabbia e delle specie vegetali. Occorre il reimpianto di piante autoctone, proteggendole con recinzioni naturali, percorsi dedicati per evitare il calpestio, favorire il recupero spontaneo della vegetazione e ridurre l'erosione, migliorando la biodiversità. Occorre ripensare pertanto la viabilità costiera, realizzando un pettine, la via degli Imperatori come asse principali con le traverse esistenti che collegano le case e le spiagge. Questa configurazione ridurrebbe l'impatto sul territorio, favorendo l'accesso controllato e proteggendo le zone più delicate. Solo così, conclude Legambiente Rabat Agrigento,
Possiamo cercare di garantire un futuro più sicuro, sostenibile per tutti, per chi vive oggi e per chi verrà domani e per l'intero ecosistema costiero. E sul ciclone Harry e sulle gravi emergenze nell'Agrigentino causa del maltempo interviene oggi la parlamentare nazionale del PD Giovanna Iacono. Da deputata agrigentina sento il dovere di essere al fianco della mia comunità, dichiara l'onorevole Iacono. Ho già avviato le necessarie interlocuzioni istituzionali affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale e siano attivati ristori rapidi e adeguati per famiglie e imprese colpite. La deputata ha inoltre espresso il proprio ringraziamento alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle forze dell'ordine, ai volontari impegnati senza sosta per garantire sicurezza e assistenza alla popolazione. Ora è il tempo della concretezza, la provincia di Agrigento non può essere lasciata sola, servono interventi immediati, ma anche una strategia seria di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, perché eventi estremi come questo non possono più essere considerati eccezionali, conclude l'onorevole Iacono. E la Giunta Comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Cassellino, ha deliberato la richiesta di stato di calamità e di emergenza per i danni causati dal maltempo, necessaria per richiedere l'intervento pubblico, il servizio. La Giunta Comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Cassellino, ha deliberato la richiesta di stato di calamità e di emergenza. Nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio il nostro territorio è stato colpito duramente dal ciclone Harry, un evento meteorologico eccezionale che ha provocato danni significativi alla viabilità urbana e rurale, al lungomare, alle infrastrutture idrauliche, al molo e diversi servizi essenziali, colpite anche alcune attività e infrastrutture per raggiungere le aziende, afferma il primo cittadino di Palma. Sin dalle prime ore abbiamo attivato la macchina comunale, emesso le necessarie ordinanze e disposto sopralluoghi tecnici per una ricognizione dettagliata della situazione. Oggi, con delibera della Giunta Municipale Esecutivo presente al completo, abbiamo ufficialmente dichiarato lo stato di calamità naturale e lo stato di emergenza, avviando le procedure previste per richiedere l'intervento della Regione Siciliana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa decisione, afferma Cassellino, è fondamentale per consentire al nostro Comune di accedere ai fondi emergenziali, di attuare interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle aree danneggiate, oltre a sostenere privati, aziende e operatori duramente colpiti dal maltempo. Ringraziamo per la costante presenza e concreto supporto il prefetto di Agrigento e il suo prezioso staff, il Ministro per la Protezione Civile, il Dipartimento Nazionale, quello regionale di Protezione Civile, il Direttore Ingegnere Cocina e la responsabile provinciale, dottoressa Campo, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine. Ringrazio altresì, conclude Cassellino, il lavoro della Protezione Civile Comunale, guidata dall'architetto Lillo Inguanda, dai volontari e dai dipendenti comunali, in particolare dagli uffici tecnici e dalla Polizia Municipale. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato una giunta straordinaria per stamattina per deliberare lo stato di crisi e di emergenza regionale, la richiesta di stato di emergenza di rilievo nazionale per i danni causati dal maltempo che ha colpito la Sicilia. Alla riunione parteciparono anche il dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, in collegamento dalla sala operativa di San Giovanni La Punta nel Catanese. E siamo stati all'autorità portuale di Palermo per fare il punto sulla situazione delle infrastrutture portuali dopo il maltempo che ha colpito la Sicilia. Ne abbiamo parlato con il commissario straordinario Annalisa Tardino, che ci ha illustrato lo stato dei danni e gli interventi in corso. I colleghi di Palermo. Commissario Tardino, dopo l'ondata di maltempo che ha scosso la Sicilia, ha voluto personalmente verificare lo stato delle infrastrutture portuali. Ecco, facciamo un punto sulla situazione attuale.
Sì, ho ritenuto, doveroso andare personalmente per capire lo stato dei luoghi. Voglio dare 2 messaggi. Intanto uno positivo. È vero che dopo un'ondata di maltempo eccezionale, le infrastrutture che sono state recentemente realizzate da questa autorità di sistema hanno retto, nonostante la gravità dell'evento meteorologico. Il porto di Palermo, il porto commerciale oggi è pienamente operativo. Le infrastrutture, nuove appena realizzate sia a Sant'Erasmo, al Palermo Marina Yachting, non hanno subito grandi importanti danni. Abbiamo avuto sicuramente dei danni importanti invece in aree diverse rispetto al porto commerciale, nel porticciolo dell'Acquasanta e dell'Arenella. Lì Ecco, oggi 2 porticcioli oltretutto dove voi come autorità portuale avevate provveduto a effettuare degli interventi. abbiamo, diciamo, dei lavori in corso, sono previsti, diciamo, si stanno realizzando delle importanti infrastrutture, l'allungamento della diga foranea, si tratta di interventi gemelli sia all'Acquasanta che all'Arenella, l'allungamento della diga foranea e il consolidamento delle strutture esistenti che consentiranno, diciamo, di evitare o quantomeno, insomma, diciamo, di resistere ad eventi eccezionali della portata che abbiamo avuto, che speriamo, ecco, insomma, non si verificano più. Stiamo realizzando peraltro anche all'Acquasanta anche altri interventi legati ad aree diverse, e per questo, per esempio, diciamo, mi permetto di dire con compiacimento nei confronti dell'attività che è stata svolta dalla Protezione Civile regionale e dagli uffici della Presidenza della Regione, che proprio ieri, per esempio, abbiamo ricevuto un disciplinare per un finanziamento che riguarda l'Acquasanta, dove realizzeremo, diciamo, delle infrastrutture, una manutenzione straordinaria e con un confinanziamento regionale. Ovviamente la portata diciamo, del maltempo che c'è stato era assolutamente imprevedibile. All'Arenella, diciamo, che è un porticciolo che da noi è attenzionato, ci sono stati danni sia alle infrastrutture che alle imbarcazioni. Siamo stati da subito operativi con gli uffici tecnici di questa autorità, sia, diciamo, per quantificare i danni e procedere immediatamente alle prime azioni concrete per il ripristino, diciamo, sia, diciamo, nei collegamenti istituzionali tra l'autorità e gli altri enti preposti, non per ultimo il Ministero alle Infrastrutture. Guardi, negli altri porti per fortuna non abbiamo avuto grandi danni, se non a Sciacca, dove è saltato l'impianto di illuminazione. Anche lì stiamo provvedendo al ripristino. So che ci sono stati dei problemi al porticciolo turistico di Licata, però chiaramente nulla di così tanto importante. Cioè, gli uffici della regione che ne hanno competenze sono già stati allertati. Commissario, già avete una stima dei danni quantificati? Sì, e ieri abbiamo lavorato anche su questo e abbiamo trasmesso agli uffici regionali una stima forfettaria di 6,5 milioni di euro di danni che riguardano, diciamo, tutte le infrastrutture coinvolte per il porto di Palermo. Chiaramente i tecnici stanno lavorando per predisporre note tecniche integrative più accurate, ma i danni che abbiamo avuto orientativamente sono di questa cifra. E a causa delle forti piogge e del maltempo che hanno interessato il territorio negli ultimi giorni, in via di Stefano a Raffadali un cornicione di una palazzina allo stato grezzo ha rappresentato un serio pericolo per la pubblica incolumità. Alcuni residenti, dopo aver udito un forte boato e notato la caduta dei detriti, hanno prontamente allertato la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento. I pompieri sono intervenuti sul posto e hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata, che è stata successivamente transennata. Sul luogo è intervenuta anche la polizia locale di Raffadali, che ha regolato la viabilità deviando il traffico veicolare su arterie secondarie al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti. Attualmente la situazione è sotto controllo. E anche l'ANAS del gruppo delle Ferrovie dello Stato italiano è stata impegnata in queste ore per fronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare nel sud Italia e nelle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade. In allerta fin ai giorni scorsi per l'emergenza annunciata, le centrali operative dell'ANAS in attività H24 nelle ore di massima criticità hanno svolto un continuo scambio informativo con le prefetture e le protezioni civili regionali e nazionali.
I vigili del fuoco, le forze di polizia e le amministrazioni comunali. Tutte le squadre ANAS sul territorio hanno lavorato senza sosta per garantire la transitabilità degli utenti sulle strade in sicurezza, in particolare su quelle maggiormente colpite, quelle della Sicilia orientale, per via delle frane che hanno interessato diversi collegamenti stradali. Nuova scossa di terremoto questa mattina, prosegue lo sciame sismico nel Messinese. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Negli ultimi giorni l'area del Messinese settentrionale continua a essere interessata da uno sciame sismico persistente, con numerose scosse di lieve entità registrate dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Secondo i dati ufficiali dell'INGV, anche questa mattina è stata rilevata una scossa nella medesima area che da giorni segnala attività sismica, confermando che il fenomeno non accenna a fermarsi. Il sisma di magnitudo 2.1 è stato registrato dai sismografi dell'INGV alle ore 9:21 ad una profondità di appena 6 km, con epicentro in territorio di Alcara Lifusi. La zona tra Militello Rosmarino e Alcara Lifusi è al centro da giorni di questa attività tellurica, con un numero elevato di scosse, alcune delle quali avvertite dalla popolazione. Martedì e mercoledì una delle scosse ha raggiunto magnitudo 3.6, con epicentro a circa 2 km da Militello Rosmarino, localizzata a circa 8,5 km di profondità. A questa si sono susseguite altre scosse minori, tutte di bassa magnitudo, tra circa 2.0 e 2.7, con epicentri nella stessa area e nelle immediate vicinanze. Secondo i bollettini raccolti negli ultimi giorni, la sequenza comprende decine di eventi, oltre una trentina, con magnitudo superiore a 2.0, tra cui anche una scossa di magnitudo circa 4.0, registrata nel weekend scorso, sempre nei pressi di Militello Rosmarino. Scosse di lieve entità sono state registrate anche in altre zone della Sicilia. Ieri, alle 14:04, una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata a Gioiosa Marea, con profondità di 30 km, seguita da un'altra di magnitudo 2 appena 30 minuti dopo. Nella notte una scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata anche a Novara di Sicilia, sempre nel Messinese. Nelle comunità di Militello Rosmarino, Alcara Lifusi e zone limitrofe proseguono i controlli da parte delle autorità e dei tecnici. Rispetto ai giorni scorsi, la frequenza delle scosse sembra mostrare un rilascio di energia costante, ma di intensità leggermente inferiore, ma tra i residenti cresce una leggera preoccupazione per la frequenza insolita in tempi recenti per chi vive nella zona. Gli abitanti raccontano di non ricordare un numero così elevato di eventi sismici in pochi giorni, pur essendo di magnitudo generalmente bassa. Gli esperti dell'INGV continuano a monitorare delle sequenze, ricordando che sciami sismici con repliche di lieve entità sono fenomeni noti in aree con sismicità attiva e che una maggior parte degli eventi non causa danni, ma richiede comunque attenzione e sorveglianza continua. Incontro con il gruppo della Protezione Civile regionale sugli eventi sismici in corso in questi giorni nel Messinese. A seguito degli eventi sismici dei giorni scorsi, che hanno avuto quale epicentro il territorio di Militello Rosmarino, ci siamo recati in paese per un incontro conoscitivo con il NOIS ODV Militello Rosmarino. Il nucleo operativo Interforze Sicilia rappresenta un presidio fondamentale per la comunità, operando con dedizione al settore della protezione civile. La loro missione è duplice e vitale. Da un lato la prevenzione, attraverso il monitoraggio e la sensibilizzazione, e dall'altro la gestione attiva delle emergenze, per garantire il superamento di ogni criticità e la sicurezza della cittadinanza. Sono Sant'Osvaldo Blogna, segretario del gruppo NOIS 1410 di Militello Rosmarino, siamo volontari di protezione civile ed è da un paio di giorni che siamo in allerta per questo sciame sismico in atto. Noi stiamo monitorando costantemente il territorio, siamo in costante aggiornamento con tutte le istituzioni competenti. Quello che possiamo raccomandare alla gente è di non avere panico, non avere paura, di mantenere sempre la calma qualunque cosa succeda.
Sono Caterina Blogna, presidente dell'associazione di volontariato a cui prende sul luogo di protezione civile. Vi ricordiamo di seguire sempre i canali ufficiali, rimanere sempre aggiornati e soprattutto non dare conto alle fake news. Mi chiamo Emanuele Rania, sono il vicepresidente del NOIS 1410. Ovviamente le scosse non sono state solo avvertite a Mitero Rosmarino, ovviamente è il punto principale, ma anche nei paesi dei limitrofi. Sono Alessandra Calcò, consigliera della NOIS di 1410 Militello Rosmarino. In questo momento siamo tutti abbastanza in fermento per lo sciame sismico che abbiamo avvertito. La popolazione è in subbuglio, ha bisogno di essere rassicurata più che altro, perché è una cosa che non capitava da tempo, diciamo, nel nostro territorio. Soprattutto anche le news del ciclone Harry e tutti, diciamo, i video che stanno spopolando di queste mareggiate mettono in allerta. Ricordiamo sempre che questi due fenomeni non sono correlati e che noi ci teniamo sempre l'aggiornamento, appunto, per poter seguire sempre la situazione e monitorarla nel modo più opportuno. La Giunta regionale ha disposto la revoca della nomina di Nenè Mangiacavallo quale nuovo presidente del Polo Universitario di Agrigento. La decisione dopo il passo indietro di Giovanni Perino, che ha ritirato le sue dimissioni del settembre dell'anno scorso, tornando così alla guida della presidenza. Dopo le tensioni politiche in seguito alla nomina di Mangiacavallo, tutto torna come prima, con Perino presidente e la fresca nomina di Raffaele Sanso vicepresidente in quota Forza Italia. Lo SPID rilasciato dall'ente Poste da quest'anno è a pagamento. Qual è la soluzione alternativa gratuita? I consigli di Livio Sutera Sardo dell'Associazione Consumatori Asso Utenti. L'intervista. Qualche consiglio sul SPID che tra qualche giorno sarà a pagamento? Allora, dal 1 gennaio lo SPID sarà a pagamento, quello chiaramente gestito dalle poste. Che è successo? È successo che quando nacque lo SPID lo Stato aveva dato un contributo alle aziende che producevano il software e quindi per alcuni anni tutto è stato gratuito. I soldi sono finiti chiaramente come sempre e quindi da quest'anno lo SPID per la maggioranza delle persone sarà a pagamento. Chi non paga non pagherà, gli ultra 75 anni continueranno a non pagare lo SPID, mentre invece per quelli nuovi il contributo sarà soltanto per 2 anni gratuito, poi dovranno continuare a pagare. Come faranno a pagare? Tutti abbiamo la mail, quindi per avere lo SPID necessariamente dobbiamo avere la mail. Pertanto le poste provvederanno a mandare o sulla mail, sia come posta cartacea, le modalità di pagamento alla scadenza, quindi stiamo tranquilli perché tanto ci penseranno loro a dirci cosa dovremmo fare. Come aggirare questo ostacolo? L'ostacolo noi lo possiamo aggirare facendoci una CIE. Con la CIE, con la carta di identità elettronica, ci consegneranno dei PIN con i quali noi potremo accedere sia alle poste, sia all'Agenzia delle Entrate, ai comuni, a tutto quanto è necessario essere riconosciuti. Quindi non c'è nessun problema, andiamo ai comuni, ci facciamo fare la CIE e siamo tutti a posto. Questo almeno per quest'anno e per gli anni a venire sarà così. Linea alla regia per la pubblicità. Sarà il Teatro Pirandello di Agrigento a ospitare sabato 7 febbraio alle ore 10 la presentazione di Monti Sicani, l'anima antica della Sicilia, il volume pubblicato dal Zolfo Editore che riunisce i racconti di Gaetano Savatteri, Marcia Sabella, Carmelo Sardo e del compianto Lorenzo Reina, un appuntamento di grande rilievo culturale che vedrà la partecipazione di 3 degli autori, il giornalista e lo scrittore Gaetano Savatteri, il magistrato Marcia Sabella e il giornalista Carmelo Sardo per un viaggio letterario nel cuore più antico della Sicilia tra memoria, identità e tradizioni alimentari. Ci sono luoghi in cui il tempo non si misura in ore, ma in stagioni. Luoghi dove la vita segue ancora il ritmo della terra. I Monti Sicani e l'intero comprensorio che si apre verso il mare, dal confine con la provincia di Palermo a quello con le province di Caltanissetta a est e di Trapani a ovest, sono uno di questi luoghi.
territori antichi nel cuore della Sicilia, dove il cibo non è solo nutrimento, ma memoria, identità, relazione. In questo territorio nasce il progetto Le vie del cibo della lunga vita, un percorso che attraversa borghi, comunità e sapori per raccontare un legame profondo tra alimentazione, benessere e longevità. Non è un caso che proprio qui si registrino storie di lunga vita. Generazioni cresciute con una dieta semplice, stagionale, a chilometro zero. Pane, olio, legumi, frutta, formaggi. Pochi ingredienti ma autentici. Cibi che parlano la lingua della terra. Storie che vedono spesso nelle donne le custodie e le testimoni, verso le generazioni future, di tradizioni e buone pratiche. Il progetto Le vie del cibo della lunga vita prende forma grazie alla collaborazione tra enti pubblici, istituzioni regionali, università, scuole, amministrazioni comunali e produttori locali. Una rete che unisce ricerca scientifica, promozione turistica e tradizione alimentare. Un'iniziativa sostenuta dalla Regione Siciliana e promossa anche attraverso i canali ufficiali di Visit Sicily. Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, è stata la porta simbolica di questo viaggio. Ma il cuore pulsa nei borghi toccati dall'iniziativa. Bivona, Santo Stefano Quisquina, Cammarata, San Giovanni Gemini, Cianciana, Castronovo di Sicilia, San Biagio Platani, Palazzo Adriano in provincia di Palermo, Caltabellotta, Lucca Sicula, Cattolica Eraclea, Ribera, Siculiana e ancora Montedoro, in provincia di Caltanissetta. Ogni luogo custodisce un sapere antico e una storia da raccontare. Le vie del cibo della lunga vita non è un evento isolato. È un cammino che invita a rallentare, ad ascoltare, a riscoprire il valore di ciò che mangiamo. Perché qui il segreto della lunga vita non è nascosto, è apparecchiato ogni giorno sulle tavole dei residenti e dei tanti ospiti italiani e stranieri che arrivano per scoprire tanta bellezza. A Cirreale ricorda il beato Allegra, a 50 anni dalla morte. Fra Catalfamo, ministro provinciale dell'Ordine dei Francescani Minori in Sicilia, afferma: missionario in Cina, è stato testimone della parola senza confini attraverso la traduzione della Sacra Scrittura. Il video. Padre Allegra ancora oggi fa sentire la sua voce eloquente, indirizzandosi soprattutto ai giovani e incoraggiandoli a credere nei sogni, perché ciò che lui ha realizzato nella sua vita è quanto aveva sognato da giovane e poi è riuscito a realizzarlo in una maniera così straordinaria, perché ha deciso che il suo sogno, quello di poter raggiungere le terre dell'estremo oriente, fosse possibile nella piena comunione con il Signore Gesù. Allora avere dei sogni da giovane, poterli e credere che questi sogni si possano realizzare insieme all'aiuto del Signore, fa sì che questi sogni possano diventare la realtà, ed è quella che celebriamo quest'anno in occasione dei 50 anni della sua morte. Il grande sogno di Padre Allegra, aver raggiunto i nostri fratelli in Cina e aver condiviso con loro attraverso la traduzione della Bibbia il grande tesoro di Dio che continua a parlare al cuore degli uomini di tutti i tempi. Sono in vendita i biglietti per il nuovo volo Comiso-Pisa che sarà operativo a partire dal 29 marzo prossimo. Un'iniziativa volta a rafforzare i collegamenti tra la Sicilia e il centro-nord Italia e a migliorare l'accessibilità del territorio. Questo quanto affermato dall'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò. L'apertura della vendita dei biglietti su questa nuova tratta, aggiunge Aricò, è un ulteriore servizio in risposta alle esigenze di mobilità dei siciliani, aziende e turisti, che favorisce lo sviluppo economico e l'integrazione del sistema aeroportuale dell'isola con il nord Italia. Il governo Schifani continua a lavorare per il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti per sostenere la crescita dei territori, ridurre le distanze e offrire nuove opportunità ai cittadini e alle imprese. I biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali di vendita. Informazioni dettagliate su aree, frequenze e condizioni di viaggio sono consultabili sul sito del Vettore Aereo Italia e degli scali interessati.
Sentiamo ora un approfondimento giornalistico con la sorella di Gregori Bongiorno, già presidente di Sicindustria. Oggi è la giornata della sua prematura scomparsa, l'intervista dei colleghi di Trapani. Una persona che è stata strappata a questa terra troppo presto. Io sono ancora ferma a quella tarda mattinata del 22 gennaio del 2023. Gregori ancora oggi è nei cuori di molti. È giusto ricordare Gregori perché sin da giovane si è speso per questo territorio, ha fatto tanto, credo che questo sia innegabile, anche per questo motivo che tanti lo ricordano e gli vogliono particolarmente bene, una persona che delle proprie cariche istituzionali non ne ha fatto mai un tornaconto personale, anzi l'ha sempre, tra virgolette, utilizzata per far crescere questa nostra terra. Persona molto semplice, non si è mai dato tante arie, pur potendolo fare, però sapeva stare sia con la gente umile che con gente di alto livello, di spessore, una persona ecco, che era in grado di sapersi adattare a qualsiasi circostanza, pur vero che comunque veniamo da una ottima scuola che è quella della nostra mamma che ci ha sempre appunto abituato a sapere stare insieme a tutti, ad essere persone oneste, abituati al senso del sacrificio. Sa, direttore, a me capita spesso di fermarmi a riflettere, ad osservare in religioso silenzio e mi rendo conto che talvolta la vita con alcuni di noi non è già affatto gentile, direi, per l'esperienza nostra, quindi per l'esperienza appunto di mio fratello. I nostri affetti sono stati stati via troppo in fretta, siamo stati abituati a crescere troppo in fretta, eravamo bambini ma già eravamo degli adulti pieni di responsabilità perché prima il dovere e quindi quest'uomo che ormai si trovava nei suoi migliori anni, che aveva raggiunto tanti successi, un uomo realizzato, che aveva ancora tante idee, tanti progetti da realizzare, è andato via troppo presto. Però è la vita, mi riaggancio a quello che dicevo prima, la vita è ingiusta con alcuni di noi. Ci si abitua mai all'assenza di una persona a cui si è veramente voluto bene. Sono ancora ancorata a questo ricordo che per me pesa come un macigno, che però mi consente di andare avanti. Perché non ci possiamo fermare per mille ragioni. È difficile, manca quelli che erano i nostri momenti, le nostre battute, la condivisione di pensieri, che però ancora oggi continuo a mantenere vive con i più cari amici di Gregori. Eravamo in una perfetta sintonia, ci capivamo al volo, quando eravamo in occasione di una riunione entrambi capivamo magari ecco dove voleva arrivare, allora ci guardavamo e già con gli occhi ridevamo. C'era una sintonia unica. La morte di un fratello è ancora più forte di quella dei genitori perché i genitori ci sono più grandi e quindi diciamo che è un fatto quasi naturale che comunque ecco vanno via prima i genitori. Nel fratello o come nei figli sono dei distacchi più forti, tu non te l'aspetti, poi a maggior ragione proprio perché io e lui avevamo questa proprio complicità che era unica.
Gregori era una persona mite. Per fare squadra, per esempio nei suoi mandati, ha sempre portato avanti quelle che erano le richieste degli imprenditori. È riuscito ad aiutarli e a dare un volto nuovo a Sicindustria, a farla emergere. In questo Gregori è stato davvero bravo, una capacità che gli è stata riconosciuta da tutti, relazionale, faceva molto spesso da arbitro, leale, che riusciva a derimere. Questo lo era in tante cose, riusciva a trovare la quadra e a mettere la pace. Ci lascia un testamento morale che bisogna essere onesti e credere in quello che si fa giornalmente, che non va fatto solo per sé, ma lo si fa anche per far crescere un territorio. Personalmente mi ha lasciato un patrimonio enorme, umano, fatto di relazioni sociali. Mi capita di incontrare delle persone e mi dicono: ah, io ho conosciuto suo fratello, che gran persona per bene. Gregori rappresenta per Castellammare del Golfo l'immagine della persona onesta, dell'imprenditore onesto che in quegli anni ha denunciato il malaffare, ha dimostrato a questo paese che si può fare impresa senza scendere a compromessi. Paghiamo le tasse, già sono tante e non si paga altro che quelle. Nessuno si può permettere di andare a bussare alla porta con arroganza e pretendere, perché non si fa fare impresa in maniera etica. E io spero che questo sia ancora oggi d'esempio. Lei quel giorno salutò tutto con un ciao fratellone mio. Adesso come vogliamo chiudere? Io le ricordo che ho pianto 3 volte sole nella mia vita, mio padre e mia madre quando è venuto meno Gregori. Come ci congediamo? Ma direi direi ancora ciao fratellone mio. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Bio Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono guardare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.